dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Buonasera, bentrovati a Primo Sider Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Come avete ben visto il tema di questa puntata è inerente a quello che sta succedendo in Ucraina, cercheremo di parlarne, di capirne. Ci sono molte trasmissioni che affrontano questa tematica, ormai quasi tutte le televisioni nazionali, noi cercheremo di affrontarlo per quanto riguarda il nostro territorio, dall'accoglienza sotto l'aspetto economico, insomma cercare di capirne di più le conseguenze che ha per tutti noi, oltre per le vite umane che purtroppo non ci saranno più, anche sotto un aspetto economico che ovviamente coinvolgerà l'Italia, il mondo e anche noi qui nel Veneto, cercheremo di capirne di più. Prima di iniziare però voglio ricordare che oggi è l'ultimo giorno che siamo sul canale 12, da domani risintonizzati in televisione saremo sul 19, vediamo lo spot. In virtù dello switch off, TV7 Triveneta cambierà canale. In Veneto ci troverete al canale 19. I residenti in provincia di Verona dovranno risintonizzare il televisore o il decoder dal 9 marzo. I residenti in tutte le altre province venete lo dovranno fare dal 10 marzo. Chi risiede a Trento e Bolzano invece può risintonizzare già da ora. Nella provincia autonoma di Trento, TV7 Triveneta sarà visibile al canale 16, in quella di Bolzano al canale 15. Per continuare a vedere i nostri canali TV7 Triveneta e il 13, ricordati di risintonizzare il televisore o il decoder. Lo dovreste aver già fatto perché poi qui in Veneto addirittura i canali nazionali, il primo, il 2 e il 3, Rete 4 hanno già cambiato ovviamente frequenza, dunque bisogna risintonizzare per poterli vedere. Vi ricordo che in Friuli siamo sul canale 14, anche questo da domani dovete risintonizzare il televisore per poterci vedere. Avete visto il tema di questa puntata, il titolo è un titolo molto forte, eccolo qui, per i soldi si uccide, e ne parleremo in questa trasmissione con il Monsignor Giovanni Brusagan, grazie di essere con noi, con, spero di dirlo bene, Olga Ostapiuk, più o meno, mi aiuti? Olga Ostapiuk. Ostapiuk, c'ero vicino dai, che è della comunità ucraina di Padova, grazie di essere con noi, con Don Tommaso Poche della comunità di Sant'Egidio, con Francesco Portelli, economista, e con Patrizio Mortin, presidente della Confcommercio del Veneto. Grazie a tutti di essere qui, la tematica è importante, cercheremo, come avevo anticipato, di capirne di più perché ne parlano tutti oramai. Il Covid è sparito, che non è così, ma ormai la cosa più importante è la guerra e se ne parla, ormai tutti ne parlano. Noi cerchiamo di affrontarla sotto una tematica che riguarda il nostro territorio per capire il Veneto, Padova in questo caso, Venezia, cosa farà in termini di aiuti sotto l'aspetto umanitario, sotto l'aspetto economico, le ripercussioni che avrà. E andiamo a vedere il servizio d'apertura di questa trasmissione.
È l'alba del 24 febbraio del 2022. Poco dopo le 5:45 del mattino il presidente russo Putin tiene un discorso alla nazione e annuncia di aver autorizzato un'operazione militare speciale, non solo nel Donbass, ma anche nell'est dell'Ucraina. È l'inizio dell'invasione. I russi entrano nel paese da est, da nord grazie all'appoggio della Bielorussia e da sud, sbarcando dal Mar Nero. La guerra ha radici profonde che affondano nelle vicende politiche dell'Est Europa degli ultimi anni, ma in pochi giorni provoca 3 conseguenze dirette. Una crisi energetica ed economica mondiale, un allarme umanitario che coinvolge milioni di persone in fuga dal paese e non ultimo una crisi geopolitica dai connotati ancora oscuri e imprevedibili. La guerra provoca immediatamente l'esodo della popolazione, costretta a lasciare le proprie case e il proprio paese per raggiungere posti sicuri, lontani dai bombardamenti. In 10 giorni, secondo l'UNHCR, sarebbero più di 1,5 milioni le persone fuggite dall'Ucraina, scappate con ogni mezzo, tra auto, treni e molti anche a piedi, verso Polonia, Ungheria e Romania. Una migrazione così massiccia e così rapida l'Europa non l'aveva mai vista. La particolarità è che gli ucraini sono un popolo che nei decenni si è radicato in molti paesi del continente, dall'Italia alla Germania, passando per la Francia. Tantissimi profughi per questo sanno già dove andare, arrivano in Polonia e sanno benissimo da chi e dove sono diretti. Questo, nella gestione di un'emergenza umanitaria, cambia tutto. Ma al di là dell'aspetto sociale c'è anche un risvolto economico pesante che sta investendo tutto il continente. Mentre in Russia infatti, per effetto delle sanzioni, l'economia nazionale è sull'orlo del collasso, le ripercussioni per i vicini di casa sono comunque pesanti. In 10 giorni i prezzi dell'energia sono schizzati verso l'alto e le bollette di febbraio, già elevatissime rispetto al recente passato, sono nulla rispetto a ciò che ci vedremo recapitare tra qualche settimana. Ma dall'energia l'effetto poi è una reazione a catena. Aumentano i costi per gli spostamenti, per i movimenti di merci, per l'approvvigionamento delle materie prime. Ogni aspetto della nostra vita e la quasi totalità dei prodotti che acquistiamo è quindi destinato a lievitare. In tutto questo, sulle borse europee in una settimana si sono bruciati 400 miliardi di capitalizzazione. E poi c'è il futuro del nostro mondo, oggi più che mai in bilico. Da un lato il blocco occidentale che prova a mostrarsi compatto e che almeno nelle sanzioni si dimostra tale come non lo è mai stato, tanto che ad unirsi al pugno di ferro stavolta si è presentata pure la Svizzera. Ma se da un lato c'è una guerra assurda e voluta che non ha eroi né tra le fila degli Stati Uniti, né dell'Europa, né della Russia, ma la sola vittima, che è il popolo ucraino, dall'altro l'equilibrio mondiale è adesso appeso ad un filo. Le diplomazie sono al lavoro da settimane per cercare una mediazione con un leader che ha in mano un arsenale atomico e che non vuol sentir ragioni. Se non si troverà un accordo, dietro l'angolo c'è un terzo conflitto mondiale, che stavolta sarebbe un conflitto atomico. Secondo il bollettino degli scienziati atomici, fondato dopo Hiroshima e Nagasaki all'Università di Chicago per tenere il polso dei pericoli nucleari, l'orologio dell'Apocalisse adesso è a 100 secondi dalla mezzanotte e non c'è mai stato tanto vicino. Un servizio esaustivo a cura di Francesco Cocchiglia è un servizio anche preoccupante. Monsignor Giovanni Busega, inizio un ragionamento con lei che va al di fuori di quello che abbiamo visto, però è inerente. Io sono un cattolico cristiano e in questa guerra, come in tanti altri fatti ed episodi che accadono nel mondo, mi sono chiesto, ma il mio Dio non è che riesca a fare qualcosa? Lo preghiamo tutti, ne facciamo tutto qualcosa, ma in maniera pratica qualche miracolo non riesce a farlo in modo tale che questa guerra termini? Oppure è un'utopia la mia, quello che sto chiedendole? Non è una provocazione, è un pensiero serio che l'ho fatto durante la notte, non è una cosa che mi viene e dico, ma santo Dio, se abbiamo un Dio che ci crediamo e vede queste ingiustizie, questi bambini che muoiono, queste cose che stanno accadendo, che hanno un'atrocità incredibile, uso delle parole semplici, se c'è mio Dio, fammi vedere che fai qualcosa. E perché non lo fa? A me fa venire in mente quell'intervento scritto da un premio Nobel quando in campo di sterminio, di cui era ospite e per fortuna ne è fuoriuscito, gli fecero vedere i suoi compagni di prigionia, gli fecero vedere un bambino morente, impiccato su un albero, che stava veramente esprimendo il dolore finale, gli ultimi respiri. E gli chiesero, sfidandolo, ma dov'è Dio? E lui ebbe a rispondere, Dio è lì, in quel bambino. Cioè qui è una sfida veramente anche per il credente,
perché si tratta di passare da una concezione in cui deleghiamo a Dio le responsabilità umane a capire che in Dio ha donato a noi la responsabilità di essere divini in un comportamento umano adeguato. Il problema è che la storia umana è nelle mani dell'uomo e la provvidenza prima è che l'uomo vive i criteri che Dio ci ha lasciato. Quindi io credo che sia in crisi una visione di tipo fideistico che vorrebbe che Dio intervenisse come un parapioggia, come un ombrello salvifico nei momenti in cui l'uomo non ce la fa più. No, paghiamo tutto. Paghiamo tutto. Certamente c'è una... Però, mi scusi Monsignore, è vero, l'uomo paga perché lo decide, ma il bambino no, che non decide. E lo facciamo pagare noi. Ma non lo decide lui. E quindi siamo colpevoli anche di bambini che certo, non hanno... certo. Cioè noi abbiamo rimosso il tema della Shoah dal nostro immaginario interpretativo della vita, mentre doveva essere un insegnamento tragico, ma importantissimo per il nostro esilio. Dovevamo fare i conti, non lasciarlo lì nel passato, ridurlo a un esame di coscienza di tipo politico, sociologico, ma veramente della qualità dell'esistere, dei criteri che mettiamo a tema nella nostra vita, di qual è il Dio in cui crediamo e quanto siamo coerenti. Perché domenica, faccio un salto, è intervenuto Kirill a parlare a difesa, diciamo, per Putin, e potremmo vedere anche il perché, ma perché c'è questa concezione sacrale della vita in cui addirittura si interpreta un intervento armato come all'interno del progetto di Dio per salvaguardare l'etica cristiana, o anzi... Possono condividere, però possono condividerlo questo? Chi? Come quello che fanno, che usano la guerra per un atteggiamento cristiano, posso che non condividerlo? Dico, uno può anche non condividerlo? Certo, da parte mia, da parte nostra cattolica, gli insegnamenti del Papa, la testimonianza di tutti noi cattolici, sono in ordine a un'alternativa cristiana seria, che è quella per la pace assolutamente, non di sposare una causa partitica, di ridurre la fede a ideologia, oppure di stare fermi in un fideismo di tipo pietoso-pietistico. Cioè la preghiera non basta più, perché pregare e dopo aver prodotto armi, pregare dopo aver impostato un'economia di reciprocità compromessa, ma secondo dei criteri di accumulo e di creazione di scarti o di miseria, è quella la radice della guerra. Quindi io dico, ben venga la forza della preghiera, però per fare in modo che le persone entrino nella visione e nella forza dello Spirito di Dio che soffia, non delegando a Dio le proprie responsabilità, ma assumendo la forza di Dio e l'esemplarità di Gesù per vivere i problemi. No, certo, Monsignor Busegà, io le ho chiesto questo proprio per un motivo che una domanda un cristiano se la fa. Certo. E come diceva lei nel periodo della Shoah, delle volte io pensavo, e mi sono sognato anche, le dico questo nel periodo della Shoah, di essere Rambo, sa quello che va dentro e salva tutti e va contro i tedeschi e fa quello che poteva. Delle volte me lo sogno io, allora mi chiedo, io da cristiano, se c'è qualcuno lì in alto che mi dà una mano a vedere. Ma il problema non è la soluzione immediata. Il problema è che le cause che hanno provocato questo permangono. Deve cambiare l'uomo, è l'umano in crisi, è il disumano. Cioè, in questo senso noi cristiani siamo altri rispetto alla disumanità. Certo. Patrizio, perché volevo sentire un giro su questo, ovviamente è un ragionamento che ho fatto personalmente, non so se è un pensiero che lo avete anche voi, se qualcuno può far terminare questa, al di là ovviamente come diceva Monsignor Busegà, che sono gli uomini che giustamente decidono il destino del proprio futuro, ma questi per deciderlo lo decideranno però a scapito di cose atroci, insomma, quindi... Sì, non si può che essere d'accordo con quello che diceva Monsignor Busegà, perché è sempre sulle gambe delle persone che poi cammina il mondo, e ci ricordiamo che qui è una questione di potere. Non è una questione di soldi, sì, ma no, di potere. Io voglio prevalere sugli altri.
non è in quanto i soldi, perché se la facciamo un'analisi forse anche la Russia ci sta rimettendo parecchi miliardi di soldi, quindi è proprio di potere, e questa sete di potere governata da pochissime persone in questo pianeta, perché è in mano a poche persone, sta andando in delirio, non hanno più la soddisfazione di avere il potere in mano, e questo ha ridotto questo pianeta in queste situazioni, e questo conflitto qua sta portando veramente a una riflessione seria. È giusto continuare in questo modo? Avremo un futuro in questo modo? Dobbiamo porci la domanda, perché come si diceva è nelle gambe delle persone, ma anche nelle nostre. Certo, anche nelle nostre, quindi la responsabilità è molto oggettiva. Adesso sono 14 giorni che noi viviamo questa grande sofferenza del popolo ucraino, ma non solo, perché la stiamo pagando anche qui, perché abbiamo anche qui imprese che veramente stanno fallendo. Poi ne parleremo sotto l'aspetto economico. È un mondo che veramente si è rovesciato, certo. E adesso bisogna fare analisi seria e profonda. Pontelli, poi ovviamente ha fatto la parte non divisa sotto l'aspetto sanitario, certo, umanitario, e poi ovviamente anche sotto l'aspetto economico. La rivalutazione dell'umano è fondamentale. Ma noi non dobbiamo sottovalutare, al di là dei precetti e degli insegnamenti che comunque le religioni, tutte le religioni generalmente danno, noi non possiamo dimenticare il sentiment, quello che determina l'etnia. Noi abbiamo avuto un dramma simile a quello russo a 140 km da qua. Noi abbiamo avuto il dissolversi della Jugoslavia dopo la morte di Tito, che ha dato via ad una guerra disastrosa con eccidi inenarrabili. Perché? Perché noi sottovalutiamo sempre troppo spesso quello che è il senso di appartenenza delle persone ad un popolo, che sia giusto o sbagliato non ha nessuna importanza. Se un popolo si sente sottovalutato, si sente depredato dalle proprie realtà e del proprio valore, come è stato in Jugoslavia, perché si sparavano gli uni con gli altri quando prima con Tito erano tutti quanti fratelli, lo stesso sta avvenendo qua in Russia. Noi dobbiamo ricordarci che era il principio di Willy Brandt, che era stato uno dei più grandi politici che l'Europa abbia mai avuto. Noi dobbiamo fare sempre delle politiche tenendo in considerazione le ragioni della controparte. Invece noi, e qua concordo con il padre, noi abbiamo dato uno sviluppo, non è tanto economico quanto politico, convinti che la supremazia economica occidentale, che è evidente, si trasformasse inevitabilmente in supremazia morale, politica ed etica. Non è così, perché i popoli hanno altre storie, hanno altre radici etiche, di conseguenza è inevitabile che vadano in contrasto, sì, non solo con noi, ma gli uni con gli altri. Vabbè, ci vorrebbe qualcuno, Pontelli, che dall'alto, non dico in questo caso qua all'alto, riuscisse a unire tutti i popoli, che lo trovo abbastanza complesso come tipo di ragionamento, anche sotto un aspetto politico ovviamente. Basterebbe, ma guardi, la realpolitik era proprio questa. Nel 97, mi è stato mandato, non l'ho cercato certamente io, c'è un video di Joe Biden, che era senatore del Delaware, nel quale diceva: l'unica cosa che noi dobbiamo evitare per evitare una reazione assolutamente smisurata della Russia, nel 97 non c'era ancora Putin, perché Putin arrivò nel 99, è quello di espandere la NATO ad est. Punto. 1997, ci troviamo 20 e rotti anni dopo con quel problema. Per cui chi ha gestito la politica economica militare degli ultimi 20 anni ha delle responsabilità precise, e non mi si venga a dire che ci hanno chiamato. Perché tu puoi anche espandere l'Unione Europea sotto profilo economico e politico, ma quello della difesa militare è un altro campo. Certo che poi l'Europa non la sta facendo, quindi ovviamente anche questo poi è un motivo di discussione. Don Tommaso Opaca, lei cosa ne pensa di questo ragionamento iniziale, tanto per capire sul ragionamento che abbiamo fatto con Monsignor Brusegan e poi con gli altri ospiti? Mi sembra che noi stiamo vivendo un momento paradossale della storia, perché se dal punto di vista economico la globalizzazione avvicina i popoli, ci rende gli uni vicini agli altri, attraverso i mezzi social riusciamo a seguire in diretta quello che avviene dall'altra parte del mondo e ci sentiamo quindi tutti molto vicini, e la storia di questa guerra ci sente tutti coinvolti. E quindi dal punto di vista della globalizzazione tutti vicini, ma proprio in questo periodo stanno emergendo le paure
che si riflettono nel nazionalismo, nell'alzare muri gli uni rispetto agli altri, si sono affacciati nuovi imperialismi, sovranismi, cioè noi viviamo in un periodo contraddittorio della storia e in questo momento l'Ucraina ne sta pagando le conseguenze nel modo tremendo che stiamo vedendo. Ecco, di fronte a questo davvero penso, diceva Monsignor Bruce-Khan, occorre partire dall'uomo e occorre mettere in cantiere un nuovo ordine di rapporti umani, di rapporti sociali, di rapporti politici. Ma il fatto è che questo non accadrà. Cioè noi, tutte le trasmissioni, il massima espressione della Chiesa Cattolica, il Papa, tutti parliamo, ma nessuno fa. E allora mi domando, ci sarà qualcuno che potrà fare nella vita, nel miracolo, che termini questo nei ragionamenti che tutti voi fate, corretti, che sono di buon esempio, che sono anche belle parole? Però io vado sul pratico e dico, e c'è qualcuno che fa smettere questa storia qui, senza tanto piangersi addosso Don Tommaso, non so se capisce il concetto, è il concetto che una persona normale se lo chiede, se ci sono dei pazzi nel mondo che per il potere e per i soldi fanno e faranno per tutta la nostra esistenza quello che stanno facendo, se non è in Russia lo faranno in Africa, se non in Africa lo faranno dove ci sono stati ovviamente dei presidenti che non erano presidenti ma hanno qualcos'altro, chi potrà sistemare questa cosa? Se fate dei ragionamenti come ha fatto Pontelli, che è un ragionamento vero, però la guerra allora ci sarà e comunque noi ne parliamo, cerchiamo di sistemarlo, ma siamo riusciti per 80 anni in Europa che non accadono guerre. Però paradossalmente questo è l'effetto della mancanza di un sistema generale che controlla. Una volta, prima del muro di Berlino, c'erano i due blocchi che si confrontavano, dell'est e dell'ovest. Io dico, l'unico, va riconosciuto, che disse che commentò negativamente il crollo del muro di Berlino e la riunificazione delle Germanie fu Andreotti. Sì, ho capito, però la mancanza manca proprio questo adesso. Adesso stanno avendo forza tutti gli spiriti, come diceva giustamente, tutti gli spiriti nazionalisti, perché manca un equilibrio. Noi siamo in fase di transizione verso, non si sa verso dove. Finisce il concetto, certo. Tommaso, che l'ho interrotto, le chiedo scusa, ma io penso la prima cosa adesso... possiamo intervenire tutti nel ragionamento perché ci coinvolge certo, tutti e cerchiamo di farlo capire anche ai telespettatori, soprattutto anche per la gente che vive qui vicino a noi, perché a livello nazionale ne parlano, fanno tutti gli esempi ovviamente con i generali, con comandanti e tant'altro. La prima cosa adesso è fermare la guerra, cioè fare un passo indietro da una parte e dall'altra, fermarsi, perché la guerra è una spirale diabolica e nella spirale della guerra tutto diventa pazzia, come ha detto Papa Francesco l'altro giorno, ed è difficile uscirne. Allora l'urgenza, quello che occorre fare adesso è fermarsi con le armi. Certo. Olga, sì. La chiamo Olga così non sbaglio col cognome. 2 volte ho sentito dire la parola nazionalismo, cioè sarebbe rivolta agli ucraini. No, parlo in termini generali. No, però io vorrei soffermarmi. In Jugoslavia. Sì, anche là, però io vorrei fermarmi proprio su nazionalismo ucraino. Quando un cosiddetto, perché quando un popolo, una nazione, prendiamo Italia, prendiamo Germania, Francia, costruisce un paese, sono bravi, stanno costruendo un paese, uno Stato. Quando Ucraina parla di costruire un suo paese, si parla di nazionalismo. Perché? Come mai? Noi abbiamo, molto più di metà della nostra popolazione parla russo, sono ucraini che parlano russo. Ma questo non significa che noi discriminiamo i russi, che da noi si discrimina i russi. È un paese complicato, come diceva lei. Quando si è sciolto dopo la caduta dell'Unione Sovietica è tutto andato così. Nessuno ha pensato cosa può venire fuori da quel grossissimo paese che si è diviso in 15 repubbliche, un po' meno anche, perché Russia ha tenuto parecchie repubbliche piccole sotto il suo dominio. Sono rimaste nella Russia e è stato un po', secondo me, tralasciato, stato sottovalutato, secondo me, quel scioglimento di quel grosso paese.
e per me quello che sta succedendo adesso è, ho sentito parlare anche nel consiglio di russo, di seguaci di Putin, che vogliono tornare ai confini del 1945. Cioè, per loro la NATO non deve essere in nessuno di quei paesi che sono vicini adesso, cioè paesi baltici, Polonia, Romania e tutti i paesi. Per loro dovrebbero rispettarsi i confini del 1945. E il popolo ucraino? Allora, noi non stiamo pensando globalmente, per adesso stiamo pensando al nostro paese. Noi non vogliamo più essere un appendice della Russia. Noi non vogliamo più essere comandati da Putin. Perché? Cioè, perché non possiamo essere un paese, perché non possiamo essere un paese indipendente? L'Ucraina ha proclamato la sua indipendenza nel 1993. Fino al 2014, finché non hanno cominciato a parlare di Europa, di comunità europea, della NATO, noi avevamo dei rapporti con Russia. Quando ci hanno lusingato con Europa, io dico così com'è, come la penso, quando hanno lusingato con Europa e con la NATO, Putin è entrato e si è preso la Crimea. Non è vero che Crimea è russa, nessuno dice che Crimea è stata data all'Ucraina, però sono stati i cambi. Chiedo alla regia se mettiamo una cartina dell'Ucraina. No, volevo dire, hanno dato un pezzo di terra in cambio. No, le lascio finire il concetto, così le faccio vedere anche la cartina, così capiscono i nostri telespettatori dove si trova la Crimea e tant'altro. Eccola qui, guardi. Ecco, volevo dire, vede, tutta quella parte dell'est-sud stata data alla Russia. E siccome c'era anche collegato, perché la Crimea non aveva un collegamento con la Russia, era logico, no? E l'hanno fatto cambio, hanno dato Crimea all'Ucraina e parti di Kuban, molto più grandi della Crimea, hanno dato a Russia, cioè è stato fatto cambio. Non è che Crimea è stata regalata alla Russia. Putin è entrato e ha preso Crimea senza combattimenti. Però non gli è bastato, perché voleva Mare Nero, perché voleva sbocco al mare. Però non gli è bastato e ha voluto anche la parte del Donbass, non senza i separatisti. Questo io, insomma, non dico che non è vero che là c'erano dei separatisti nutriti sempre dalla Russia. E lui è entrato nel 2014, da noi la guerra è del 2014, solo che si limitava a quella striscia, a quel cuscino che voleva avere fra Ucraina e Russia perché si sentivano minacciati dalla NATO. Ecco, domanda, entro anche sotto un termine, poi ritorno a parlare con Pontellico. Allora, a un certo punto rivediamo la cartina, chiedo alla regia, così cerchiamo di far capire in maniera molto semplice a Pontelli il concetto. Putin dice, qui ormai tutti i paesi che circondano la Russia sono quasi tutti della NATO, praticamente tranne i Balcani, che però sono quasi più vicini all'Europa, ovviamente, e dice, fermi tutti, se io vado, faccio un esempio, nel Sud America, Nord America, e metto delle basi nucleari russe contro l'America, l'America mi avrebbe già distrutto. Ho fatto questo, adesso invece qui ho tutta la NATO, tutta l'Europa contro la Russia. E Putin ha detto, ma perché devo farla? Mi sono rotto le scatole e cerco di far capire alla NATO, agli americani e tant'altri che la parte mia è mia e la parte loro è loro. Ed è questo il concetto che in maniera semplice è nata questa guerra. La colpa è sua o di chi ha cercato di creare delle basi vicino alla Russia nel suo scopo di guerra pacifico, ma comunque per punto di domanda? Allora, la guerra non ha mai una giustificazione. Non so se sono stato chiaro nel concetto. Assolutamente. Allora, la guerra non ha mai una giustificazione, per cui per quanto uno possa avere un comportamento assolutamente invasivo nei confronti dell'altro, questo non giustifica la guerra, questo è il punto di partenza. Però riprendo un'idea dell'ex ambasciatore italiano a Mosca, Sergio Romano, uno dei pochi decenti ambasciatori che ancora si intende di diplomazia in Italia, che diceva che abbiamo sbagliato noi, confortato dall'opinione del generale Tricarico, che dicevano entrambi che bisognava creare, ammesso che l'Ucraina fosse d'accordo, degli stati cuscinetto, perché è impossibile pensare, conoscendo anche la retorica di Putin, perché ribadisco il concetto, noi dobbiamo sempre fare i conti con l'interlocutore.
Se l'interlocutore è di un certo tipo, non puoi andare a solleticare le sue retoriche politiche per cercare di provocarlo, devi cercare di avere una politica espansiva, però Romano diceva l'Ucraina doveva diventare uno Stato cuscinetto, cioè uno Stato non allineato. Ribadisco il concetto, noi a 140 km da qua avevamo un regime comunista, ma era non allineato. E questo è il discorso. All'interno di questo Stato, della Jugoslavia, esistevano etnie diverse. Però Tito fra l'altro riusciva a tenerle unite, bravo, esatto. Non si sa in che modo, però è riusciva evidente a tenerle che unite. La visione dell'ex ambasciatore Romano era non per uno Stato fantoccio, ma per uno Stato che si autodeterminasse, ma che non fosse allineato. A mezz'ora a Milano c'è la Svizzera, è un paese non allineato, per cui ci può essere questa visione di una figura istituzionale che possa stare, diciamo, usiamo questo termine che non è molto bello, di cuscinetto tra quello che era l'ex imperialismo russo e la NATO. Certo. È stato scelto invece il contrario. Ho la pubblicità, volevo fare una domanda a Monsignor Brusegan che non è inerente, però volevo fare una domanda. Perché la guerra non accada, la metto proprio in maniera, come si può dire, di esasperazione. Io dico Russia, dico da parte Russia, ho il nucleare. Allora, se l'America ha le stesse armi nucleari della Russia, le due contendenti, le due forze più importanti, ora c'è anche la Cina del mondo, avendo le stesse forze nucleari, possono far sì che non accada una guerra nucleare. Non so se mi sono spiegato bene, capito? La deterrenza nucleare è questa. Esatto, e perché l'Europa poi non si è attrezzata sotto questo aspetto, visto che vuole l'Unione Europea, sotto un aspetto anche militare, tutto qui. Che non è bello da dire, Monsignor Brusegan, perché non è bello, però se tu hai 10 bombe nucleari e ce le ho anch'io, prima di attaccare a me ci pensi 2 volte perché te ne butto anch'io. Ecco, le due grandi potenze ce le hanno più o meno pari. L'Europa, che si sta unendo, non ha cercato di fare un armamento militare adeguato all'Europa. Lei è d'accordo su quello che stanno facendo? Io recupero un attimo velocissimamente il discorso precedente, e cioè noi in questi 30 anni abbiamo sgonfiato il valore della politica e di uomini politici. I nostri giovani sono disaffezionati dal discorso politico, sia perché la politica non incide più nelle scelte globali strategiche, ma quelle di piccolo cabotaggio, sia perché i politici, anche nostrani, non hanno sempre dimostrato credibilità adeguata al punto tale che sono chiamati casta, eccetera. Però adesso ci troviamo che, avendo delegato, cioè lasciato nelle mani di pochi, ma soprattutto delle finanziarie del mondo, e in questo caso anche surrettiziamente dei produttori di armi e dei venditori di petrolio e di gas, quella che è la gestione dei mercati e quindi del motivo e del criterio prioritario dell'agire collettivo, noi ci troviamo che manca la politica. L'ONU, che doveva essere un organismo di intervento analogo al Dio che lei invocava, che tu invocavi, è carente, non ha forza, addirittura è fermo a una istituzione, a un paradigma di comportamento che è quello degli anni immediati dopo la guerra, in cui delle persone, perché hanno diritto di veto, impediscono dei processi di pace. Quindi secondo me è il momento in cui, proprio per una riforma di visione, della visione e dell'impegno storico, dobbiamo riqualificare la dimensione, la qualità, l'impegno, la preparazione, vuoi dei politici, ma il senso anche della politica. Seconda cosa... Fermo lì, la seconda cosa dopo la pubblicità. Pausa un attimo. A tra poco.